Con le 3 presidentesse di BNI Cima Conegliano oggi abbiamo celebrato l'importanza del marketing relazionale anche per questo territorio, per tutti gli imprenditori del Coneglianese. Si tratta del marketing basato sulle referenze. Ogni settimana questo un gruppo d'affari di persone che vogliono crescere assieme, creare relazioni, si incontra e scambia referenze nell'ambito del proprio lavoro ma anche nell'ambito del lavoro delle altre persone e si crea proprio una rete sinergica che ci permette di accrescere il nostro volume d'affari. Nell'ambito delle professioni, soprattutto al giorno d'oggi dove c'è una grande concorrenza, il fattore umano è ancora forse il valore aggiunto, ciò che fa veramente la differenza. È proprio questo, noi siamo qui e abbiamo scelto BNI proprio per il fattore umano, perché ci piace dare, ci piace mettersi in gioco e in BNI troviamo questo gruppo che ha costruito con tanta passione e tanto tempo una relazione molto forte basata sulla fiducia. L'evoluzione invece di questo gruppo di lavoro qui a Conegliano. Beh, sicuramente fino adesso abbiamo lavorato insieme con una visione, ma nei prossimi mesi abbiamo intenzione di creare quelli che definiamo i Power Team, che sono dei gruppi di professionisti e di professioni sinergiche una con l'altra, quindi per esempio il gruppo dell'edilizia, il gruppo della salute e del benessere, il gruppo della consulenza, che ci aiuteranno a lavorare ancora di più in modo sinergico e soprattutto ad avere ancora più referenze e stimolare il marketing referenziale. Con Nicola Morocutti, coordinatore per la provincia di Treviso e Belluno di BNI. Oggi festeggiamo un anno, il compleanno appunto di BNI Cima Conegliano. Qual è il bilancio di questa esperienza? Beh, è un bilancio eccellente, nel senso che è un gruppo di lavoro che quest'anno è cresciuto tantissimo, non solo come numeri di partecipanti, oggi siamo ben oltre la trentina, ma come numeri anche di risultati economici, perché abbiamo raggiunto degli importanti risultati economici per i membri e tra di loro hanno creato un business collaborativo importante, ma abbiamo raggiunto un risultato che secondo me è fondamentale, di creare una squadra di persone con le professioni più trasversali possibili che lavorano con il cuore insieme, si danno una mano reciproca e sono un punto di riferimento nel territorio proprio per le eccellenze che rappresentano. Con l'assessore al comune di Conegliano, Floriano Zambon, oggi un'importante occasione per tanti imprenditori di conoscersi e sviluppare probabilmente anche un business. Tanto dico che è bellissimo vedere questo spaccato della comunità che produce, della comunità dei professionisti, della comunità che guarda avanti. È un'opportunità che viene data a tanti professionisti, vedo un afflusso di gran lunga superiore all'anno scorso che è stato l'anno dell'inizio, segno che in questi mesi c'è stata semina. E io penso che per i professionisti, per gli operatori dell'economia, i momenti di incontro siano importanti sia per scambiarsi delle esperienze, sia per trovare nuove idee, per mettere a frutto nuove iniziative che possano dare futuro ai loro studi, alle loro attività produttive, ai loro servizi che erogano sul territorio.